Il Marsala Calcio 1912, a termine di un match equilibrato e ben giocato, impatta 0-0 contro il super giovane Castelbuono e conquista un punto che muove la classifica dopo 3 sconfitte consecutive e lascia ben sperare in vista del prossimo scontro diretto con l'Accademia Trapani. I ragazzi di mister Brucculeri, che hanno concluso la gara nuovamente in 10 uomini per l'espulsione di Pedalino per doppia ammonizione, hanno avuto una ghiotta occasione con Mangiolacina, che su calcio di punizione ha colpito l'incrocio dei pali a portiere battuto. Il merito del punto conquistato è certamente di Faraone, 3 pali al posto di un acciaccato Furnari, che ha compiuto un miracolo sulla straordinaria rovesciata di Maltese. Ma andiamo con ordine. Nei primi 15 minuti di gara il Marsala ha fatto un buon possesso palla ed ha cercato di fare la partita. La prima conclusione però è dei locali, con Billetta che intercetta un passaggio di Capitan Genesio e prova la conclusione da fuori, che termina alta sulla traversa. Al 23esimo minuto, su un rilancio della retroguardia nero-oro, è bravo Faraone ad uscire fuori dalla propria area di rigore e a scongiurare un potenziale pericolo. 2 minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, si fa trovare ben posizionato in area avversaria Trapani, che però non ha un felice controllo e l'azione sfuma. Al 27esimo, altro tiro sulla traversa dei locali, che costruiscono bene ma concludono male. Alla mezz'ora Meo, imbeccato bene da Pedalino, cerca il cross di prima, ma la sua conclusione viene deviata da un difensore e poi il portiere avversario pasticcia e concede l'angolo agli azzurri. Al 32esimo si rivedono in avanti i ragazzi di mister Vittorietti, il tecnico più giovane da allenare in eccellenza, che ci provano con Camara Diop, ma Faraone è attento e para a terra. L'ultima azione nei primi 45 minuti del Marsala, che prova ad affondare sull'out di destra con Meo che calibra male il traversone per Mangiolacina e la sfera si spegne tra le braccia di Mammano. 0-0 e poche emozioni dopo i primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa, buon inizio degli azzurri. Al 58esimo minuto Angileri recupera palla, controlla e tenta una conclusione dalla lunga distanza che esalta il portiere avversario, che devia in corner con un colpo di reni, strappando gli applausi del pubblico presente. Sugli sviluppi del corner ci prova Dario Meo, che si coordina per la battuta a volo senza però centrare lo specchio della porta. 2 minuti dopo è la volta del neoentrato Vetrano, che, ben imbeccato la Mangiolacina, si invola verso la porta avversaria, converge ma calcia debolmente e man mano neutralizza a terra. Al 67esimo l'occasione più ghiotta per il Marsala. Come detto, Mangiolacina calcia benissimo una punizione, ma la sua conclusione a portiere battuto si infrange sull'incrocio dei pali. Al 69esimo anche il Castelbuono ci prova su calcio piazzato, ma Faraone si fa trovare pronto e respinge in corner. Sugli sviluppi dello stesso, Maltese cerca il gol senza però trovare lo specchio della porta, ma lo fa con la mano. Corretta la munizione del signor Motta di Siracusa. Al 73esimo l'unica sbavatura di Faraone, che in uscita si scontra con il suo capitano e lascia l'opportunità a Ronde di colpire di testa, la palla però si spegne sul fondo. Al 76esimo una bellissima azione che ha strappato gli applausi del pubblico presente. Protagonisti Maltese e Faraone, autori entrambi di 2 gesti tecnici straordinari. Il primo, su un perfetto traversone, si coordina benissimo sfoderando una rovesciata meravigliosa. Il secondo, con un colpo di reni e con la mano di richiamo, lascia in gola il grido di gioia di tutti i supporters locali presenti a Luigi Failla. Marsala ancora pericoloso su calcio di punizione, bello lo schema che porta al tiro Petrucci, conclusione potente ma centrale. Al terzo minuto di recupero gli azzurri ci provano da corner, ma il colpo di testa di Abenante termina alto sulla traversa. Ancora una volta una buona prestazione del Marsala Calcio, che contrariamente alle altre gare sbaglia poco in difesa, ma palesa nuovamente le difficoltà mostrate finora ad andare in gol. Un punto in trasferta che, come detto, speriamo possa ridare morale a Genesi e compagni, che domenica pomeriggio alle 14:30 sul neutro del Nino Vaccari di Mazara del Vallo dovranno cercare di tornare al successo contro l'Accademia Trapani.